Buongiorno Italia, fa un freddissimo incredibile e tu ti dirai perché no, questa puntata mi piace veramente un casino perché in questa puntata praticamente inizia e tu ti ritrovi qua, in montagna, al confine tra il Trentino e la Lombardia, sotto a una diga enorme, senza neanche aver visto il risveglio di oggi, cioè vista proprio montagne e torrente che è qua giù, senza neanche aver conosciuto i vicini di oggi, ma soprattutto, oh, questa te l'ho combinata grande, vieni con me. Spoiler estremo. Sì, era uno dei miei sogni. Quei pochi che mi conoscono sanno che a me piace andare a farmi male in bicicletta, in fuoristrada e a parte i segni nel mio corpo, insomma, ne ha risentito molto anche la mia vecchia bici che ha tutti i cerchi spaccati che adesso saranno da cambiare, eccetera, eccetera. Insomma, niente, ho preso finalmente, dopo lunghissime ricerche, ma forse farò un video a parte, sì, questa bici da enduro che soprattutto è anche elettrica, ma soprattutto è anche una Specialized. Non so se è il caso di dire il prezzo di quanto l'ho pagata con tutte le robe che ha su, l'impianto frenante della Magura, il manubrio, le sospensioni, eccetera, eccetera, le gomme, eccetera, 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 perché sennò potrebbe essere che inizio a stare un po' così alla gente, perché l'ho pagata veramente una follia, cioè esageratamente poco. Veramente è stata praticamente regalata. Si parla di bici che hanno un prezzo molto molto importante, Shingano l'ha portata via a un prezzo molto molto basso e non era rubata. Vabbè, ma di quella ne parleremo più avanti, anche perché sinceramente, allora, l'ho provata bene anche in fuoristrada, roba veramente a tachicardia. La bici è pazzesca, c'è una stabilità pazzesca, il che ti fa ancora molta più paura, perché quando una roba è stabile prendi molta più velocità in discesa, ok? Quindi mi sono ritrovato a velocità veramente importanti su sterrato, con i sassoni e tutto quanto, e quindi è su discese molto ripide. Ma tralasciamo un attimo la Shingano Bike, che ovviamente, tra parentesi anticipo perché dopo verrà fuori nei commenti, te la rubano eccetera eccetera, ovviamente non starà con me la bici sarà in un posto sicuro, con tanto di allarmi eccetera eccetera, al chiuso, a riparo dalla pioggia eccetera eccetera, la porterò via con me solo e esclusivamente per quando devo fare ste robe in montagna, altrimenti continuerò a utilizzare sempre la Shingano Bike ufficiale, ossia la muscolare, ossia quella a pedalini. Comunque, a parte la Shingano Bike, ciucciamoci che razza di posti siamo finiti oggi. Allora, praticamente il posto ci è stato consigliato dall'Olfo, il quale dovrebbe arrivare oggi oppure domani. Oggi dovrebbe arrivare Lezio. Molti della troupe purtroppo per vari motivi non sono potuti venire. Tieni conto che siamo ad agosto, oggi è il 18 agosto, ok? Quindi ero giù a Vicenza, cioè si moriva dal caldo, veramente avevo il clima a manetta, mai successo. E veramente, cioè, proprio non so se era l'ansia della bici che poi stava spuntando fuori, però veramente era invivibile. E qua adesso invece si muore di freddo. Ah, ecco cosa dovevo dirti, attento, in questo posto bellissimo vale anche qui la regola del detox, della disintossicazione tecnologica. Perché? Perché qui prende solo Wind. Se hai TIM non prendi niente, e se hai Vodafone e derivati non prendi niente, ma neanche come telefono, non sto parlando di internet. Quindi io ieri sono andato fino qua al ristorante, perché c'è un ristorante qua vicino, da Pierino, e ho chiesto a dei ragazzi se mi potevano fare una telefonata. Allora quello che aveva Wind mi ha prestato il telefono, ho avvisato l'Alessia e ho detto: Ale, guarda che sono qua per 4 giorni, sono al sicuro, però non mi sentirai mai, a meno che non andiamo a cenare al ristorante al wifi, che ne so, quello te lo saprò dire qua se lo proveremo. E adesso vedo come vestirmi, perché volevo andare giù al lago, che ci sono anche delle cascate, con la bici ovviamente. Oh, si muore dal freddo ad agosto, però andiamo, salta su. Freddo. Freddo! Freddo! Freddo, cosa? Non credo di potercela fare, fa troppo freddo. Porco cane, ma che bello giù. Guarda, che robette. Boh, se venisse fuori il sole, non so neanche che ora è, magari saranno le 7, mi sono stato prestissimo, porca miseria. Freddo, che ho giubbotto. Dai, proviamo giù ci dovrebbe essere il lago.
ciao. Ehi là. Ma il devo andare a camper anche qua. Oddio, mi lacrimano gli occhi. Devo trovare anche le cascate. Che forte il laghetto. Oh, che bello. Mica come va avanti in fuoristrada. Una roba estrema. È freddo. Che bello. Guarda. Che figata. Sì, il pulsantino, eccolo qua, che la manda avanti a spinta. Che figata. Vedi, questo è veramente una cazzata da fare con sta bici, però nonostante la taglia sia perfetta, perché ho preso una S, quindi è che bello, quindi è proprio piccolina, diciamo, ma giusta, ma ciò nonostante ti puoi andare anche a ammazzare. Che figata tutto ciò. Bella questa roba di passare i massoni, non nel senso la massoneria, ma che bello. Wow, cazzo, come arrampica. Che figata assurda, ragazzi. Wow, veramente wow. Si passa. Qua no, qua diventa pedonabile. Bello, ragazzi, devo farci mano, devo farci mano, perché sennò vai veramente a ammazzarti, perché col discorso che è larga e che è stabile prendi velocità importanti, hai capito? E quindi è necessario proprio abituarsi alla bici, conoscerla bene e conoscere il proprio comportamento con la bici, e dopo iniziare a fare gli stupidi. Cazzo, che figata, ragazzi. C'è un po' le prime volte, no, da cagarsi addosso, però insomma non sei abituato a prendere i massi e certe robe a certe velocità con la bici normale, no? E quindi hop hop. Wow. Che bello, lì c'è anche una ciclabile. Ti fa sempre impressione a vederli grandi, perché ti arriva una zoccolata, ma non tanto per loro, per lui. Io volevo passare. Ciao amico, volevo, a parte che c'è il percorso anche di qua, però era più figo questo, era che bello che è questo. Se questo è un sogno a fare il mountain bike, a meno che io posso passare anche di là. Ciao bellezza, non mangiarmi la bici, so che è una bella bici, sì, ciao, via. Wow, che bello ragazzi, madonna, come tira, è il puledrino, ciao puledrino piccolino. No, è tipo un pony sei te, vero? Che sei tipo un pony, cioè che sei una cosa, quelli piccoli, Ciao, che bello, sei tanto piccolino. No, la sella devo cambiarla, il tubo della sella è un po' troppo basso, la bici come taglia è perfetta, ma l'altezza della sella no, lì basta cambiare il tubo. No, che bello ragazzi, bello, non c'è nulla di enduro perché è asfaltato, ma questo è bellissimo, madonna, oddio me la sto godendo, non hai idea di come cazzo tira sta bici. Non sono riuscito a impennare, ci ho provato, ma sarà regolare le sospensioni. Madonna che bello, senti come tira, goduria, bello il posto, qui ruscelli, guarda che roba, chissà se lo conoscono gli altri che mi hanno mandato alla diga, ma chissà se conoscono sta parte qua, no? Qua ci porto l'Alessia con le bici normali, perché purtroppo hai visto ci sta al massimo l'e-bike e quella di Giacomo, ma 3 bici proprio no con l'e-bike. Madonna che bello, tutto col ruscello, bello, bello, madonna che bello. Scusa Italia, ma questa è la roba che piace a me, cioè qua è il mio sogno, montagna, percorsi ciclabili e ruscelli. Cioè questo è proprio il massimo, tu lo sai. Sì, poi ce ne sono tanti percorsi qua in queste zone, quindi puoi scegliertene a piacimento. Ora un altro cavallo, ciao cavallo, cavallo goloso? No, è cavallo muso duro, bareta fraccata, si dice da noi. Muso duro, bareta fraccata loso. Minchia, c'è il cambio che è una roba assurda, cazzo, tac 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 tac.
Wow, aspetta perché ti vedo in posizione con lo zoccolo caricato. Vedi che è lo zoccolo strano, col puledro in parte. Cioè, ti lascio qui fermo un attimo, senza musichette e robe strane, a goderti un attimo di questo momento stupendo, un po' catartico se vuoi, però stupendo, veramente stupendo. Passo di qua, tranquilli. No, ma sono abituati questi. Che belli questi cavalli. Siete proprio dei bei cavalli. Malga nudole. Se vuoi venire, vendita formaggi, salumi. Se vuoi venire a berti un qualcosa, burro, ricotta e miele. No, avrà gli asinelli. No, io voglio andare dagli asinelli, cioè scusa. Buongiorno, ciao Fufo, ciao bello, bellissimo sto posto. Mai stato? No, dopo veniamo con gli... si può bere anche qualcosa? No, noi vendiamo solo i prodotti. Ah, ok, beh, un salto con gli amici, se portano la bicicletta lo facciamo, perché noi siamo su alla diga. E loro sono un po' pigroni. Noi vendiamo i prodotti che facciamo noi, i formaggi e i salumi. Beh dai, vedo di convincerli. Sì, stiamo qua tutto il giorno noi. Fare un giro. Ho provato sto percorso qua, è stupendo. Perché ho paura di perdermi, perché qua non funziona internet, no? Allora non vorrei dopo perdermi. No. Ce ne sono altri di carini da fare in bicicletta? No, qua no. Questo è ad anello praticamente, no? Ma più che altro serve per i non vedenti, serve per la bici. Però su parte la diga, sì? tutta una bella strada che entra tipo questa, che è lì un bel pezzo. E si può fare in bici o è pericolosa? In bici puoi farla. Ah, ok. Si passa solo la macchina, cioè come questa. Sì. Si passa solo la macchina, sulla tua destra ti trovi sempre tutta la diga. Qui noi siamo proprio parcheggiati davanti alla diga, noi. Cioè, abbiamo proprio la diga davanti. Il muro? Sì. Siete sotto la diga? Sì, proprio sotto. Ecco, allora devi andare su ancora 1 chilometro. Sì. C'è una strada asfaltata. Sì, quella che va a destra, diciamo, della diga. Che c'è. Poi su in cima la strada si ferma. Sì. C'è un parcheggio che puoi lasciare le macchine, i camper. E lì vedi che c'è una sbarra tipo come quella là, una sbarra che chiude la strada e da lì vai dentro, fai tutta la strada, fai tutta la diga. Dai, dopo la faccio. Ancora più bella di questo perché là vedi tutto. Dai. Spettacolare di là. Gentilissimo. Lì e in bicicletta. Grazie mille. Buona giornata. Qui mega salita, dai, proviamo. Micidiale. Minchia, hai visto? Anche c'è anche l'acqua per fare il carico, porca puttana, io sono partito strapieno. C'è anche la corrente, una piccola area camper. Che bello, pedali quasi a vuoto. Devo ancora capirlo bene, ripeto, sto motore, e sarà tutto da settare dalle app. Come dicono in tutte le recensioni delle bici, questa cosa puoi capirla solo se la provi. Praticamente dicono che non è vero che non fai fatica assolutamente, solo che, come posso spiegarti, fai molto di più. Cioè anche in salita tu sì, fai fatica a pedalare, però il pedale è infinitamente più leggero e la bici va più veloce. Comunque se ti fai una salita hai il fiatone comunque, cioè veramente non credere sia una roba rilassante, semplicemente appunto puoi permetterti di fare di più o comunque non distruggerti nelle salite, ecco. Non è da interpretare come uno scooter elettrico, ecco, quello volevo dire. O almeno in montagna, dopo in pianura non so, bisognerebbe provarla con un'andatura. Cioè io, vedi, adesso diciamo che la salita, eccola qua, perfetto, mi è venuto l'esempio. La salita, tipo anche il 10%, perché qua l'ho fatta in seconda, e fai la stessa identica fatica di andare in pianura con una bici normale, esatto, eccolo là. Allora Italia, siamo già arrivati, pazzesco, non ho parole, non ho neanche il fiatone, guarda che era tanto ripida, fidati. Comunque vabbè, ti voglio insegnare come arrivare a questo posto qua. Allora vedi, ristorante da Pierino, prodotti tipici trentini, te lo tieni a sinistra andando su, giri qui a destra, vedi, c'è questa stradina di sassi, vedi che c'è il parcheggio qua, ok, parcheggio riservato ai clienti del ristorante, ok. C'è il cartello strada chiusa, prosegui, puoi entrare anche col camper tra virgolette di qualsiasi dimensione, adesso vedi perché dico tra virgolette. Vai piano, vedi che è pieno di buche, queste sono ancora gentili come buche, ma vedi, l'importante è andare piano, ce l'ho fatta io col pulmin senza rovesciare niente, quindi vai tranquillo.
basta proprio andare piano, o al minimo in seconda, se no in prima, vedi te. Io l'ho fatta al minimo in seconda. C'è un pezzettino per cui uno magari può anche spaventarsi, no? Che si trova in montagna con tutto sto sterrato. In realtà no, vai tranquillo, vai avanti, a meno che non ci sia neve, non lo so, ma quando è pulita così vai veramente tranquillo. Guarda, schivati le buche, continua ad andare dritto, non guardare il burrone a destra, continua ad andare dritto, hai capito? Guarda qua, tu, schiva le buche più dure come Battisti, no? Ti tengo in tempo reale senza far tagli, che così vedi anche quanto dura la strada. Io non so quanto sono, perché questa bici è una bici abbastanza ignorante, proprio da gara, quindi non ho computerini, tutte quelle robe là, però volendo la posso collegare all'app. Un giorno che mi trovo un portatelefono lo faccio, anche se ho avuto modo di notare che, sempre appunto essendo una bici ignorante, non hai alla quale buche, non hai il carica batterie per il telefono, non hai la presa USB, hai capito? Quindi chi ha tipo un iPhone 8, che è uno dei telefoni dura meno in assoluto di batteria, è un po' ciavato se deve usare navigatori e varie. Anche qua vai sempre dritto, non siamo arrivati. Qua troverai la queta, vai tranquillo, sempre dritti. Io un po' salto perché non ho ancora il paraspruzzi per il motore, è un accessorio che ci andrebbe su questo modello di bici, lo prenderò più avanti. Qua si va a arrivare alla casa abbandonata, che bello, c'è veramente tanta roba da fare. Guarda cavalli anche là, no, asini. Aspetta, porta pazienza un attimo, anzi vieni a vedere, cioè, gustati l'occhio, guarda che bello. Cazzo, di là potevo proseguire, perché non ho... Ah, perché c'era il sentiero che diventava, che non ci passavi in bici, ti ricordi? Che bello, ora che il torrente è là. Ma in qualche modo noi facciamo, brighiamo, cioè siamo appena arrivati, stiamo ancora facendo la perlustrazione. Comunque continua, non preoccuparti se trovi la strada dissestata, ti ho detto vai piano. Anche qua vedi, vai tranquillo, non succede niente, ce l'ha fatta a Singano, quindi anche qua che vedi salita non preoccuparti, è molto stretto qua, ma il camper ci passa tranquillo, ci è passato Pullman e basta, insomma. Cazzo, è ripidissima, guarda come tira la bici, goduria, bello. Basta, guarda, siamo arrivati, vedi il camper, e ti troverai la mega diga. Il solito ha detto di camminare a destra, adesso non lo so se andare adesso o dopo per vedere il percorso della diga. Comunque guarda qua, ti piazzi qua, il carico hai visto lo fai volendo nel rubinetto sotto, che però non è quello con la ghiera, quindi devi usare tipo le taniche, hai capito? A meno che tu non abbia un adattatore di quelli che si stringono, io ce l'ho, e ti carichi così. Eccolo!